Rieccoci in diretta. Allora, fra pochissimo ci colleghiamo con Valentina Visentin, perché sta iniziando anche la conferenza stampa dell'ULSS 6 Euganea, importante anche per ribadire il concetto, la notizia insomma dell'attività ordinaria dell'ospedale di Schiavonia che riparte dal 6 di marzo. Vedo che già sta per iniziare, non so se è già iniziata o è in preparazione. Sentiamo, casomai. Bene, grazie. Eccoci, per aver andiamo. accolto l'invito. Il senso di questa conferenza stampa di oggi è di fare un punto della situazione, un riepilogo a distanza di una settimana da quando è partita l'emergenza coronavirus, come tutti sapete, a Schiavonia, che in quel momento, in quel contesto, ha indotto a una serie di provvedimenti molto importanti e restrittivi. Poi nel corso di questa settimana i provvedimenti ministeriali e regionali si sono succeduti nel corso del tempo in maniera da adeguare i provvedimenti in base a un criterio che è il criterio di proporzionalità. Tutte le decisioni assunte devono essere proporzionate a quello che è la situazione che a quel momento viene rilevata. È chiaro che all'inizio, quando si è verificato il primo caso a Schiavonia, è scattato subito in quel momento, lo stesso venerdì pomeriggio, cosiddetto allarme rosso, e allora l'allarme rosso... Questo che sta parlando è Domenico Scibetta, lo ricordo, è il direttore generale dell'ULSS 6 Euganea, per chi non lo sapesse. Torniamo in diretta. E tutte le misure di monitoraggio sia dei pazienti, poi le preciserà il direttore sanitario, tutte le misure di monitoraggio sia dei pazienti che dei dipendenti. È chiaro poi che nel corso del giorno si è chiarita sempre più la situazione epidemiologica e quindi le decisioni sono state rapportate e commisurate ai livelli di rischio che man mano sono diventati chiari rispetto alla diffusione del virus, e rilevando che nel corso di questa settimana le misure di cosiddetto di contenimento della diffusione sono risultate in termini di contenimento abbastanza efficaci, tanto che noi possiamo dire che nella nostra provincia, dove si è verificato il primo caso di coronavirus a Schiavonia, nella nostra provincia oggi abbiamo due luoghi, come viene chiamato, due cluster, e la stragrande maggioranza dei casi, quasi totalità dei casi, vengono riportati a questi cluster, quindi capite che la situazione epidemiologica è ben diversa da una diffusione diciamo in maniera capillare su tutto il territorio, ma le indagini epidemiologiche condotte in maniera serrata dal Dipartimento di Prevenzione ci danno questi risultati. Io vi do i numeri, nel senso che vi do i numeri aggiornati ad oggi. È chiaro che le indicazioni ministeriali, le ordinanze ministeriali e regionali, come dicevo all'inizio, si sono sempre più affinate, adeguate al flusso di informazione natura epidemiologica, e quindi anche le indicazioni per esempio su quando e a chi effettuare il tampone sono state sempre più precise e restrittive nel senso che di ridurre sempre più per evitare un utilizzo indiscriminato dei campioni che, come lo stesso Ministero, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice, oggi l'uso indiscriminato di campionamenti di popolazione nulla aggiunge all'evoluzione clinica né tantomeno alle misure di controllo della diffusione dei virus. Ecco, questo spiega il susseguirsi di indicazioni, anche la definizione di caso sospetto è stata sempre più adeguata alla situazione che mano a mano emergeva dai vari territori. Dicevo, nel nostro territorio fondamentalmente due cluster, quello di Vo, perché il paziente a cui è stato diagnosticata la positività al coronavirus riguarda a Schiavonia è un cittadino di Vo. Poi si è risalita alla filiera epidemiologica, l'attenzione si è concentrata a Vo
che è il cluster principale, dove su un totale di 118 persone a oggi risultate positive, alcune di queste ricoverate, 77 sono positive nel cluster di Vo. Poi abbiamo il secondo cluster, che è il cluster di Limena, no? Che, correggetemi, il cluster di Limena, che è il cluster della cena, dove una ventina di persone sono trovate, e da lì su quel cluster di Limena abbiamo 17 a oggi, in questo momento 17 persone risultate positive. Il numero dei comuni ovviamente coinvolti, comuni nel senso di comuni in cui si sta svolgendo l'isolamento fiduciario domiciliare, in assenza di sintomi lievi, basta rimanere a casa, il Dipartimento di Prevenzione contatta i cittadini che sono in isolamento domiciliare 2 volte al giorno, i comuni sono un certo numero che adesso vedremo quali, costante il contatto che noi abbiamo con i sindaci attraverso 3 modalità. Intanto tutti i giorni alle ore 18 viene effettuata in questa sede un briefing, diciamo, noi come azienda ne facciamo più di una al giorno. Quello delle ore 18 è una sintesi della giornata a cui partecipano i presidenti dei comitati dei sindaci, che sono cinghia di trasmissione di informazioni. Non solo, abbiamo fatto anche un WhatsApp con tutti i 101 sindaci, e attraverso questo canale comunicativo diamo immediata comunicazione per quelle comunicazioni che valgono per tutti. Se dobbiamo comunicare qualcosa ai sindaci, noi abbiamo, a parte il briefing dei presidenti dei comitati dei sindaci tutti i giorni alle 18, anche uno strumento rapido che è quello del WhatsApp. La terza modalità comunicativa è che quando il Dipartimento di Prevenzione o le malattie infettive di Padova dovessero decidere per l'isolamento domiciliare di un cittadino, io chiamo i sindaci, chiamo direttamente il sindaco del comune interessato dall'isolamento domiciliare. A volte non riesco ad arrivare prima di altre fonti informative al sindaco, ma insomma stiamo cercando di far sì che di arrivare quantomeno tempestivamente. A volte non riusciamo, anche perché la comunicazione è ovvio che noi la diamo in caso di positività del test confermato, quindi abbiamo un lasso di tempo tra esecuzione del test e poi la conferma, e a volte le prime informazioni pigliano una strada diversa. Insomma, comunque chiamiamo direttamente e personalmente il sindaco, gli spieghiamo che c'è un cittadino in isolamento domiciliare nel suo comune, gli spieghiamo cosa significa, l'abbiamo già inviato una nota con le istruzioni, più note abbiamo inviato a tutti quanti. Quindi questi sono i canali comunicativi verso i sindaci. Abbiamo anche istituito, in aggiunta al numero verde della regione, il numero verde, quello della ULSS Euganea, che ha un doppio significato. Intanto, attraverso quel numero verde, eventuali cittadini che abbiano transitato e sostato, non basta aver transitato per il comune di Vo per essere etichettato come un potenziale soggetto da sottoporre a indagini, deve aver transitato e sostato. Attraverso questo numero verde gli è fatto obbligo di comunicarlo al Dipartimento di Prevenzione, ma questo numero verde serve anche a tutti i cittadini che avessero, oltre al numero verde della regione, avessero da porre qualche domanda particolare. Quindi noi
Abbiamo numerosi canali e livelli comunicativi. Questo numero verde, questo aziendale, è aperto tutti i giorni, anche oggi e domani. Quindi non ha, ovviamente dalle 8:30 alle 17:30, non dimentico altri canali comunicativi, a parte le solite notifiche, le lettere eccetera, però abbiamo delle comunicazioni rapide. Noi partecipiamo anche al COC della prefettura di Padova, quindi abbiamo un costante contatto, a parte con il prefetto, le autorità militari, di polizia, con cui siamo in contatto telefonico anche al COC tutti i giorni. In più, giusto per completare il quadro di come ci sia stato un approccio di squadra che è scattato subito, sin dal primo momento, e questo approccio di squadra da subito attivato ha consentito il fatto che oggi il contenimento sia limitato agli due cluster che vi ho detto. Vi dicevo, noi abbiamo un costante contatto anche con le forze dell'ordine, con le prefetture, questure, comandanti dei carabinieri eccetera. Io vi do soltanto 3 numeri, poi passo la parola per le singole aspetti ai direttori. Vi do dei numeri. Oggi abbiamo un totale di 117 positivi, che non significa essere malati, è chiaro il concetto. Sottolineiamo questo concetto: essere positivo non significa essere malato. A volte si sviluppano e quando si sviluppano, in una ridotta percentuale dei casi, si tratta di sintomi. 118 o 117? 118 casi positivi. 12 sono in totale ricoverati, quindi come vedete su 118 di positivi, quelli da noi testati, 12 ricoverati. Ecco, dopo l'aggiornamento, se volete, sui pazienti ricoverati in azienda ospedaliera lo dà l'azienda alle 14:45, mi pare che abbiano convocato. In isolamento domiciliare abbiamo 106 persone che risultano positive in isolamento domiciliare, perché è una misura del tutto sufficiente, anzi, quando si dice state a casa piuttosto che andare in pronto soccorso, per un semplice motivo: la casa è più sicura del pronto soccorso, nel pronto soccorso ci sono i malati, e quindi se si è pauci sintomatici, se non si ha motivo per, è stato più volte detto sin dal primo giorno, non affollate pronto soccorsi, ma utilizzate la rete sanitaria, compreso la disponibilità dei medici di medicina generale che, come voi sapete, per i propri assistiti hanno sin dal primo giorno dato una disponibilità, la reperibilità telefonica per 12 ore, per disponibilità di contattabilità telefonica, una sorta di reperibilità. Quindi isolamento domiciliare, ci sono 106 persone e i comuni interessati sono, a oggi, su 101 comuni sono 19. Tutti i soggetti, i cittadini che abbiamo visto essere positivi al test e da noi appunto testati, sono stati, è stato possibile attribuirlo o all'uno o all'altro cluster di cui ho parlato prima, tranne pochissimi di cui è oggi ancora, in queste ore, in corso quella che viene chiamata indagine epidemiologica, perché il Dipartimento di Prevenzione non si ferma sabato e domenica. I medici e assistenti sanitari stanno continuando, nei casi più recenti, negli ultimi casi, di completare l'analisi epidemiologica. Allora, ripeto, per la stragrande maggioranza dei casi abbiamo potuto assegnare ai 2 cluster. Gli ultimi sono in corso la definizione di. I medici di medicina generale, ottimo livello di collaborazione, noi si sono ovviamente messi a completa disposizione con una reperibilità, con la contattabilità telefonica per i propri pazienti. Il dialogo con noi e con il direttore di distretto è continuo. Già da qualche giorno abbiamo anche loro provveduto a distribuire i dispositivi di protezione individuale, cominciando dalle aree
grosse, è chiaro, abbiamo cominciato dalle zone dei 2 cluster a distribuire dispositivi di protezione individuale, emergenza medicina generale e pediatra di libera scelta. Continueremo nei prossimi giorni la fornitura a tutti gli altri medici che ad oggi non appartengono nelle aree cosiddette oggetto di attenzione, perché ci sono dei cluster. Vuoi dire tu e poi... Sì. Buongiorno a tutti. Intanto, allora, per quanto riguarda lo IOV, in tutte le sedi, in questo momento noi non abbiamo nessun caso positivo. Abbiamo, insomma, ripeto un po' di cose velocemente che ha già detto il direttore generale, il dottor Scibetta. Abbiamo fin da subito, da venerdì scorso, da quando c'è stata la notizia, attivato le misure necessarie che ce ne sono state date dal Ministero o dalla Regione. Abbiamo preso contatti immediati e abbiamo una collaborazione continua con l'azienda ULSS numero 6 e l'azienda ospedaliera, e anche, aggiungo, la USL 2 per quanto riguarda la sede di Castelfranco. La collaborazione è massima tra i vari professionisti. Abbiamo, dal momento che i nostri pazienti sono pazienti molto critici e fragili, noi abbiamo attivato, diciamo, un percorso di accoglienza, dei percorsi il più possibile dedicati, e un'accoglienza che valuta attentamente le condizioni del paziente relativamente non solo alla provenienza ma anche alla sintomatologia, verificando che i sintomi non siano in realtà dovuti a quelle che sono le patologie oncologiche e ai trattamenti che ci sono in corso. Quindi viene fatta un'attenta valutazione in questo senso, e nel contatto, diciamo, diretto con i sanitari oppure telefonicamente, perché spesso i pazienti che sono in trattamento hanno anche contatti diretti con i medici, con gli ambulatori, però poi magari il direttore sanitario potrà essere più preciso in questo senso. Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, abbiamo distribuito parole dei vertici dell'ULSS 6 Euganea. Avete sentito un po' di dati direttamente dalla fonte primaria, cioè dal direttore generale dell'ULSS 6 Euganea, Domenico Scibetta. Chiaramente i dati che avete sentito, giusto per chiarezza, lui parla di 19 comuni dell'ULSS 6 Euganea coinvolti, non si parla di cluster, in questo caso di focolai. Chiaramente ci sono anche dei casi singoli che riguardano singoli comuni, ma che vengono fatti però rientrare nei focolai, appunto perché sono legati ai focolai che già conosciamo. Dati ovviamente, e lo abbiamo detto fin dall'inizio, vengono costantemente aggiornati. Molto probabilmente quei 191, quel numero crescerà o cambierà comunque nelle prossime ore. Restiamo per ora ai dati ufficiali che ci arrivano dal report della Regione. Mentre volevo tornare, in attesa di collegarci con Lorenzo Maier da Venezia, sulla ULSS 2 Marca Trevigiano. L'avete sentito prima invece la conferenza del direttore Benazzi su Treviso. Allora vi ribadisco alcuni dei numeri che ha dato il direttore Benazzi su Treviso. 35 casi positivi, di cui 23 operatori sanitari, tutti asintomatici in isolamento domiciliare, di cui 11 operatori sociosanitari, 4 medici e 8 infermieri professionali. Poi il caso della paziente deceduta, ovvero la professoressa Luciana Mangiò di Paese, uno studente di infermieristica asintomatico, 4 contatti stretti, 2 di questi sono le badanti, il medico sintomatico invece di geriatria che è ricoverato a Padova ma che è in via di miglioramento, e poi ci sono 5 pazienti con sintomi ricoverati malattie infettive, tutti over 80, quindi hanno appunto un'età avanzata, usciti dalla geriatria prima
del 25 di febbraio, giorno in cui è stato definito il caso della signora Mangiò. Questi dati invece della Marca Trevigiana, per chi se li fosse persi in questo momento, dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Adesso sentiamo subito Lorenzo che ci parlerà un po' del credo del settore del vetro a Venezia. Prima però ci sono le prime norme sul turismo contenute nel decreto approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri e ribadite oggi dal Ministro per i Beni Culturali e il Turismo Dario Franceschini. Allora, un attimo solo, eccolo qui, sospensione versamenti tributari e contributivi fino al 30 aprile, sospensione appunto fino al 30 aprile 2020 dei versamenti dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali per agenzie di viaggio e turismo, tour operator e tutte le imprese turistico-ricettive in tutta Italia. Questo è uno dei provvedimenti. Rimborso anche attraverso voucher per chi non ha potuto viaggiare o usufruire di pacchetti turistici a seguito delle misure adottate e delle conseguenze dovute all'emergenza Covid-19. Vale per pacchetti turistici e viaggi da e per zona rossa. Per andare a eventi annullati o sospesi da ordinanze e decreti, per viaggi all'estero bloccati per Covid-19 e per le gite scolastiche. Quindi rimborso per viaggi e pacchetti turistici anche con dei voucher e sospensione dei versamenti tributari e contributivi fino al 30 aprile per tutte le imprese turistico-ricettive in tutta Italia. Così leggo dal comunicato, le prime informazioni dal decreto del governo, questo per quanto riguarda il turismo. Allora, Lorenzo Maier da Venezia. Lorenzo, un altro settore che sta, credo, e mi vorrei parlare di questo, soffrendo, è un settore importante e caratteristico di Venezia, è così? Sì, buongiorno. Sì, volevo darvi un dato che probabilmente offre un panorama ancora più completo e aprirà anche dei ragionamenti importanti per quanto riguarda la crisi turistica e produttiva qui a Venezia. Murano, come sappiamo tutti, è l'isola del vetro, un'eccellenza a livello mondiale. Già da lunedì 2 marzo avrebbero dovuto partire le assunzioni di lavoratori stagionali per la stagione turistica 2020. Bene, il dato che abbiamo raccolto pochi minuti fa è questo: purtroppo l'emergenza coronavirus ha indotto i titolari della stragrande maggioranza delle vetrerie di rimandare di un mese l'assunzione dei lavoratori stagionali, che quindi entreranno in servizio, se tutto andrà bene, non lunedì 2 marzo ma dal 1° di aprile. Questa è ovviamente una frenata molto brusca, insomma, che impensierisce molti, perché poi non si sa come si svilupperanno le cose, però è già una prima ricaduta negativa che va un po' purtroppo nell'ottica di quello che diceva ieri e che ha ribadito anche oggi Vincenzo Marinese ai nostri microfoni. Quindi volevo darti questo ulteriore dato per far toccare con mano anche i nostri telespettatori della crisi di cui si parla purtroppo ha effetti reali e anche purtroppo piuttosto immediati, come vediamo appunto dal vetro. Già da lunedì erano pronti molti lavoratori, perché ricordiamo che le vetrerie hanno una quota parte di dipendenti che lavora per tutto l'anno, ma poi c'è un contingente molto importante anche di lavoratori che prende servizio da marzo fino a settembre, ottobre, che poi l'ingresso nell'autunno veneziano. È una parte importante della realtà produttiva non solo dell'isola ma anche di Venezia. Avere un'ulteriore frenata è sicuramente un dato che farà riflettere molto e dibattere gli addetti ai lavori. Grazie a Lorenzo Maier per questo altro fronte ovviamente di crisi da raccontare da Venezia. Nel frattempo il Corriere del Veneto ci racconta di una persona che tossisce sul regionale per Verona, il capotreno blocca il convoglio, verso l'1:10 il capotreno del regionale 2746 in servizio sulla tratta Venezia-Verona, racconta il Corriere del Veneto, ha segnalato a bordo del convoglio un potenziale viaggiatore colpito da Covid-19, segnalata la situazione agli agenti della Polfer del capoluogo uganeo e ai vertici di Trenitalia, è scattato il piano previsto per queste situazioni di emergenza, il convoglio è stato fatto bloccare
allo scalo ferroviario di Padova, dove sono immediatamente intervenuti i sanitari del SUEN 118. La persona, un 29enne partito da Venezia diretto in provincia di Verona, aveva febbre alte e continuava a tossire. È stato preso in carico dai sanitari e trasferito al pronto soccorso. Intanto le 10 persone a bordo del vagone dove era seduto il 29enne, che è un cittadino pakistano, per lo più padovani, diretti a casa, sono state identificate e queste persone tutte hanno lasciato un recapito telefonico in attesa in caso di tampone positivo. Il tampone a quanto pare è risultato negativo per queste persone, ma come avete capito si è bloccato un convoglio appunto per questa persona che tossiva all'interno del vagone del treno. Questo dà l'idea un po' della situazione che nonostante si cerchi di tornare alla normalità, ancora normale non è evidentemente. Allora io farei risentire una cosa importante, farei risentire, visto che lo abbiamo ribadito ed è un po' quello che accade in tutto il mondo, continua un po' il messaggio da parte dall'estero, insomma, di attenzione nei confronti dell'Italia. Gli USA sconsigliano i viaggi non necessari verso l'Italia. Le autorità hanno rilevato l'allerta nei confronti dell'Italia a livello 3, raccomandando ai cittadini americani di riconsiderare tutti i viaggi verso il nostro paese a causa dell'emergenza coronavirus, pur assicurando vicinanza nella difficoltà attuale. È chiaro che queste situazioni non aiutano. Però così ieri sera il governatore del Veneto Luca Zaia parlava del virus che ormai prende piede un po' in tutta Europa e non solo. Allora il governatore Zaia ieri sera che parlava del virus nel mondo. Io ho l'impressione che noi abbiamo pagato per primi il conto, ma lo pagheranno anche gli altri paesi europei adesso a noi. Cioè lei si metta nei panni di uno statunitense che dice, beh, l'Italia ha il virus, bene, evitiamo per questo momento contatti con il virus, giusto? Lo avremmo fatto anche noi, lo facevamo anche noi con la Cina, abbiamo annullato viaggi in Cina, diciamolo fino in fondo. Se poi il virus ce l'ha anche l'Austria, ce l'ha la Svizzera e ce lo ha, oggi ha emanato le linee guida, ce l'ha la Gran Bretagna e ce lo ha, addirittura parla di 3 mesi di chiusura delle scuole. Ce l'hanno altri paesi, la Germania che ce lo ha da un mese, ce lo ha la Spagna, ce lo ha la Francia, capite che il problema non è più solo dell'Italia ma sarà un po' di tutta l'Europa, perché il virus è arrivato in Europa, questa è la vera notizia. Oggi noi siamo sotto questa campana di vetro che sta coprendo tutta l'Europa e che rischierà di isolarsi per un periodo, quantomeno di complicarsi la vita per un periodo. Ci sono cittadini veneti o lombardi o italiani che debbono rientrare dagli Stati Uniti e valutano se rientrare perché poi hanno il problema di riuscire. Pensi solo a quello che può accadere a uno sportivo che deve andare alle Olimpiadi e dice se rientro magari in Lombardia poi non riesco più a riuscire perché vado con dei problemi non indifferenti. Tokyo, ho parlato anche oggi con Tokyo 2 volte, a Tokyo hanno previsto la chiusura delle scuole fino a fine marzo, hanno previsto tutta una serie di regole per evitare anche, imponendo delle distanze, la famosa distanza Doppler che sono 1,5 metri, 2 metri, non so quant'è, per la trasmissione via saliva dell'infezione, anche i dipendenti che lavorano nei ristoranti piuttosto che negli uffici, cioè il mondo si sta organizzando per questo. Io non sto facendo allarmismo, dico come stanno le robe e per me viene prima di tutto la salute dei veneti. Così Zaia ieri sera, adesso vi facciamo vedere, aspettate un secondo che chiudo un po' di pagine perché vorrei evitare che entrassero, aspettate un secondo, che entrassero altri Audi all'interno. Allora, il video postato sulla pagina Facebook dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, Venezia non si ferma, intervento della squadra di polizia e sanificazione all'opera in corso del Popolo a Mestre con prodotti specifici e acqua a alta pressione. Gli operatori di Veritas garantiscono il decoro. Lo facciamo vedere un attimo bene, lo faccio partire in questo momento. Questo è il Corso del Popolo, l'avrete sicuramente riconosciuto, e gli operatori che procedono alla sanificazione della zona. Questa è sì. Stiamo sanificando tutto quanto.
prodotti che vengono utilizzati. È chiaro che l'equipaggiamento delle persone che sono dedicate a questa operazione magari all'estero può far pensare a situazioni di allarme batteriologico, ma sono chiaramente delle dotazioni standard. Questo può essere anche il grande malinteso che c'è magari in questi giorni nel mondo. Nel frattempo vedete come la sanificazione viene effettuata tecnicamente anche nelle parti, insomma, più recondite della strada. Siamo a Corso del Popolo, queste sono tutte parti a ridosso dei negozi, ovviamente, quindi parti importanti perché frequentate dalle persone. Avete visto anche come la gente vada tranquillamente in giro, questo per dare un po' per rendervi conto, per raccontarvi di come non siamo, ecco, nella zona di Vo Eugano, il paese isolato. Peraltro all'interno di Vo Eugano, l'avete visto, la vita continua nonostante un po' di esasperazione inevitabile. Allora, facciamo rivedere un'altra cosa per chi se lo fosse persa questa mattina. Siamo in collegamento, siamo in diretta dalle 12 per raccontarvi gli aggiornamenti, in attesa sempre di Marghera. Lo ricordo, a Marghera dalla task force dovremmo capire, perché è tuttora in corso la call conference del governatore Zaia, come gli altri governatori coinvolti in questa situazione, con il governo, il premier Conte e i ministri, e da quella call conference e poi quindi dal governatore Zaia direttamente sapremo cosa accadrà per le scuole. A merito a questo rispondo anche a una domanda che ci è arrivata dal pubblico, dalla nostra telespettatrice. Adesso la recupero subito. Noi abbiamo avuto al telefono l'assessore regionale all'istruzione Donazzan questa mattina, nella quale appunto si parlava della situazione delle scuole. Ci scrive una nostra telespettatrice: ho ascoltato l'assessore Donazzan che pensava di far rientrare il personale ATA e il personale ausiliario. Questa mattina si diceva, speriamo, in realtà non è che pensa tutto viene deciso ovviamente di concerto da Roma, di concerto con le regioni, ma l'idea potrebbe essere appunto quella di far tenere chiuse le scuole ancora una settimana per i bimbi, ma far ripartire la macchina, diciamo così, organizzativa con il personale ATA, il personale ausiliario e anche con gli insegnanti. Dice: io sono un'educatrice negli asili nido di Venezia, da noi il personale ausiliario è già rientrato per sanificare, non potremo tornare nel nostro luogo di lavoro anche noi educatori ed insegnanti, abbiamo un sacco di lavoro da svolgere che non è possibile svolgere da casa, il lavoro dell'educatore si svolge collegialmente e non trovo ci siano pericoli se i bambini non frequentano. Io continuo ad andare al supermercato come tutti noi, più di una mia collega vorrebbe rientrare nella propria sede. In attesa di cortese risposta, la nostra telespettatrice ci chiede questo. Allora, quello che ha detto l'assessore Donazzan è appunto che la linea che potrebbe passare è quella di, se verrà confermata come sembra la chiusura della scuola anche nella prossima settimana, parliamo del Veneto, attenzione, potrebbe essere quella di far rientrare invece comunque al lavoro il personale ATA, il personale ausiliario, gli insegnanti, gli educatori, proprio per prepararsi poi al ritorno a scuola dei bimbi, dei ragazzi, degli alunni, degli studenti. Ma tutto questo, come potete capire, è appeso alla conferma o meno che ci sarà in questi, spero, momenti o fra pochissimo da Marghera, dal nostro Filippo Fois, e quindi la voce ufficiale delle istituzioni con le decisioni che verranno prese. Allora, sta continuando, mi confermano, la conferenza stampa dell'ULSS 6 Euganea con Domenico Scibete, che ha dato dati importanti sulla situazione di Padova. Ecco, vi leggo questa ultima nota. Dal comune di Due Carrare il sindaco informa la cittadinanza, il sindaco di Due Carrare, Davide Moro,
di aver appena saputo, ore 11:30 di oggi, dall'autorità sanitaria dell'ULSS 6 che un cittadino residente a 2 Carrare è risultato positivo al Covid-19. Nell'augurare una pronta guarigione al nostro concittadino si raccomanda a tutta la cittadinanza di osservare scrupolosamente le pratiche di igiene pubblica già comunicate precedentemente. Questo è il messaggio del sindaco del comune di 2 Carrare. Si tratta appunto di quei casi di cui parlavamo prima. Se avete seguito l'inizio della conferenza stampa del direttore generale Scibetta, parlava di casi, di nuovi casi, e questi rientrano all'interno dei cluster padovani. Per ora confermiamo i 191 contagiati con i 35 ricoverati, ma è un numero destinato evidentemente a cambiare. Allora, volevo tornare un secondo sulle parole di Luca Zaia di ieri sera, quando è tornato sulla polemica dei topi, la polemica dei topi mangiati dai cinesi, la polemica che ha fatto il giro del mondo dopo le frasi riportate qui in diretta da noi ad Antenna 3 e che hanno avuto conseguenze importanti, soprattutto per quanto detto, insomma, per parole stigmatizzate dall'ambasciata cinese in Italia, che ha detto appunto non ci passiamo, non vogliamo essere calunniati. Sentiamo allora come ha spiegato ieri sera il governatore Zaia le sue parole sui topi e i cinesi. Rischiano di intesire i rapporti con la Cina? Ma guardi, i miei no, forse di qualcun altro sì, visto considerato che fanno... Cioè, questo è un paese nel quale, cioè, in maniera a volte anche stucchevole, come si può dire, c'è un atteggiamento sempre del politically correct. Io cos'è che ho detto? Ho detto semplicemente che il virus è stato anticipato da una montagna di video, di fake news, forse avrò fatto troppa sintesi, e ho detto, li hanno visti tutti i cinesi che mangiano i topi. Questa è stata la frase che ho detto, no? E dicendo anche che poi ci sono, come si può dire, ogni popolo ha la sua cultura, e poi ho anche detto, e lo dico che poi da un punto di vista di certificazioni sanitarie, di modalità eccetera, noi siamo diversi da loro sono diversi da noi, loro hanno delle metropoli eccezionali che sono Shenzhen, sono Shanghai, sono Pechino, che sono a livello di New York piuttosto che di Milano o quant'altro, ma hanno anche delle grandi contraddizioni a differenza del nostro paese. Cioè, noi non passiamo dalla metropoli a condizioni, diciamo, precarie anche di salute pubblica. Loro hanno anche queste contraddizioni, ma non è un'offesa, è un dato di fatto. Cioè, non siamo culturalmente uguali, e ho detto culturalmente abbiamo anche degli atteggiamenti diversi rispetto agli usi e costumi, punto. Peraltro io me ne scuso se qualcuno si sente offeso, ma per carità, ho un buon rapporto. Guarda, a differenza di quelli che parlano, io sono andato addirittura a inaugurare dei ristoranti loro, in tempi non sospetti, per cui figuratevi, a me non vengono a fare lezione. Però funziona tutto così. Nel Padovano, vero? Ricordo bene. No, anche nel Trevigiano. E perché sono andato a inaugurarli? Perché era il primo ristorante cinese, andate a verificare. Che assumeva italiani? No, guardi, il primo ristorante cinese che utilizzava prodotti veneti e cucinava a vista, che era una novità, cioè pensare di vedere la cucina a vista, no? E lì mi sono preso la polemica al contrario, perché sono andato a inaugurarlo. Allora, rieccoci in diretta, vi do una notizia importante, perché c'è un'ANSA che riporta le parole del presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Stefano Bonaccini ha reso noto che sulla base del parere del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale resta confermata la chiusura dei nidi, delle attività scolastiche e dell'università anche per la prossima settimana per le 3 regioni più colpite, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna. Il Comitato Tecnico Scientifico e il Governo, prosegue Bonaccini sui social, ritengono di dover aggiornare settimanalmente tale previsione sulla base dell'andamento della situazione epidemiologica. Ricorda Bonaccini che ci eravamo prefissi di rimetterci prima alle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico, così come di attendere l'indicazione del Governo che garantisse una omogeneità degli interventi, ma riteniamo di dover già ora
dare questa prima comunicazione per dare modo alle famiglie di potersi organizzare in vista dei prossimi giorni. Quindi c'è un'anticipazione da parte del presidente Bonaccini sui social nella quale si dice che le scuole rimarranno chiuse per Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Questo è importante perché a questo punto potrebbe essere l'anticipazione che aspettavamo. Ovviamente noi chiediamo conferma anche chiederemo conferma e aspetteremo la conferma ufficiale, l'annuncio ufficiale, ma l'annuncio ufficiale è stato dato sui social dal presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Adesso eccolo qua, adesso è stata pubblicata anche nei siti. Vediamo di entrare nella pagina Facebook del presidente dell'Emilia Romagna, così vediamo. Eccola qui, la leggiamo insieme, vediamo, ecco la fonte esattamente, è quello che vi ho letto poco fa, se la vediamo appunto in computer, nel PC, eccola qui: confermata chiusura nidi, attività scolastica e università per la prossima settimana. È in corso la videoconferenza delle regioni, dice Bonaccini, ma diamo questa comunicazione il prima possibile per dare modo ai genitori di organizzarsi. Quindi resta confermata la chiusura dei nidi, delle attività scolastiche e dell'università anche per la prossima settimana per le 3 regioni più colpite. Lo ripetiamo, il Comitato Tecnico Scientifico e il Governo ritengono inoltre di dover aggiornare settimanalmente tale previsione, quindi una chiusura che potrebbe essere addirittura reiterata ancora se dovesse il Comitato Tecnico Scientifico e il Governo dovessero ritenere la necessità di prorogarla. A quel punto le cose comincerebbero ad essere, potrebbero esserci degli scenari un po' più difficili da gestire, soprattutto per gli insegnanti, per chi deve garantire la chiusura dell'anno scolastico. Lo vedremo, ma Bonaccini annuncia e ha anticipato che le scuole resteranno chiuse per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Aspettiamo di sentirlo anche dal governatore del Veneto Luca Zaia. Allora, io farei così, visto che parliamo delle scuole, che quindi sta per arrivare proprio la notizia delle scuole e quindi la conferma della chiusura, sentiamo proprio Luca Zaia sulla chiusura delle scuole nelle ultime ore. Cosa diceva poche ore fa nei nostri studi ieri sera proprio su questo provvedimento? Le ordinanze noi governatori le dobbiamo firmare a doppia mano con il governo, quindi con il Ministro della Salute. Quindi tanto per inquadrare, perché qualcuno potrebbe dire ma come Zaia non firma l'ordinanza? No, non posso firmarla, ve la dobbiamo firmare in 2. Dall'altro ho chiesto, soprattutto per le scuole, in particolar modo per le scuole, visto che ci vanno i ragazzi, e anch'io ho l'apprensione, come ce l'hanno i genitori e le famiglie, di avere una validazione scientifica, quindi che il mondo scientifico, l'Istituto Superiore della Sanità, l'OMS, tutti quelli che ci stanno lavorando in queste ore, ci dicano cosa dobbiamo fare con le scuole. È ovvio che la mia idea è quella di ripartire e di cercare di mediare rispetto poi alle esigenze che abbiamo di controllare questo virus, perché non è passata, è sì un'influenza mediatica, ma comunque abbiamo anche i ricoverati. Ovvio che se continua così possiamo dire che lo stiamo gestendo bene, no? Se invece c'è l'escalation come sta accadendo in Lombardia, il discorso cambia. La Lombardia ha passato i 500 positivi, comincia ad avere problemi nelle terapie intensive, capite che il discorso cambia. E siccome io voglio tutelare fino in fondo le fasce più deboli della comunità, che sono magari gli anziani, le persone che hanno una salute cagionevole, se li vogliamo tutelare bisogna fare in modo che il contagio non si diffonda. Spero si chiuda il documento delle indicazioni che dà l'Istituto Superiore di Sanità e dopodiché immagino che si andrà in questa direzione per le regioni, quantomeno quelle che hanno il contagio. Ecco, la differenza con la Lombardia è che pare che lì l'ordinanza venga prorogata e che le scuole vengano tenute chiuse. No? Io non le so dire se ci saranno diversità tra le regioni, immagino che poi la base di tutto sarà una divisione netta tra chi ha il contagio e chi non ce l'ha. Ci vuole una certificazione scientifica, perché non sono io lo scienziato che studia l'epidemiologia e i virus, non sono altri, ma
abbiamo una comunità scientifica pagata per dare le indicazioni, le linee guida. Allora, della serie, se sto male vado dal medico, se qualcuno dice che il medico non funziona più bisogna andare dallo stregone, allora io dallo stregone non ci vado, voglio che i medici, gli scienziati, i ricercatori, gli studiosi ci dicano cosa è meglio fare per le scuole. Le scuole rispetto al coronavirus dopo tutta questa chiusura non hanno nessun pericolo di avere il virus al loro interno. Certo è che dovranno essere pulite, se non sono state pulite prima di chiuderle, avranno bisogno di essere spolverate, potranno essere anche disinfettate per ulteriore volontà, per dare anche un'idea di ancora più salubrità, però ricordo che in questo momento dal punto di vista clinico, epidemiologico, non hanno nessun problema. Queste erano le speranze del governatore Luca Zaia ieri sera, però come sappiamo il suo collega governatore Stefano Bonaccini dell'Emilia Romagna ha anticipato sui social, dicendo lo facciamo per dare subito un po' di tempo ai genitori di organizzarsi, ha anticipato che il Comitato Tecnico Scientifico e il Governo hanno deciso a quanto pare di confermare per un'altra settimana la chiusura di nidi, attività scolastica e università per la prossima settimana, con la possibilità di aggiornare settimanalmente tale previsione sulla base dell'andamento della situazione epidemiologica, fermo restando i divieti per tutte le attività che determinano significativi assembramenti di persone. Si sta valutando la possibilità per le attività culturali e di spettacolo di un accesso limitato e disciplinato, tale da salvaguardare le condizioni di sicurezza sanitaria delle persone. Quindi, adesso ci colleghiamo con Filippo Fois. Chiusura delle scuole per un'altra settimana, mentre per quanto riguarda le attività culturali, i musei e di spettacolo, quindi teatri, cinema e quant'altro, ed eventualmente anche le discoteche, ma questo non lo sappiamo ancora, si sta valutando la possibilità di un accesso limitato e disciplinato. Siamo ancora nel campo ovviamente delle notizie, diciamo, in generale, a cui dovrà far fronte una direttiva precisa. Questo capiremo anche un'altra cosa importante, cioè se le scuole restano chiuse, però la possibilità eventuale appunto di far arrivare a scuola, far venire a scuola il personale ATA, il personale ausiliario, i docenti. Parliamo della chiusura da quello che si capisce per quanto riguarda gli alunni e gli studenti. Filippo Fois da Marghera, hai sentore che qualcosa si stia muovendo, che potremmo avere anche noi una ufficialità? Questa è l'ufficialità, diciamo, data sui social dal presidente Bonaccini, ma è la fonte, il presidente Bonaccini, che gli dà valore, perché è il presidente che è in collegamento con Roma insieme a Zaia e agli altri governatori. Esattamente, sì, beh, per certi versi diciamo che le dichiarazioni, insomma le anticipazioni di Bonaccini ricalcano ciò che avevamo già anticipato e che era ciò che si diceva anche qui in maniera molto informale, cioè il fatto che si vada verso una prosecuzione della chiusura delle scuole mentre si stia valutando come comportarsi per i cinema, i musei e generalmente tutti i centri culturali. Al momento qui non si sta muovendo niente, nel senso che la porta alle mie spalle rimane sbarrata. Qui c'è anche il terrazzino in cui spesso vedevamo, almeno nelle giornate scorse, uscire fuori qualcuno per parlare al cellulare. Non abbiamo più visto nessuno da almeno un'ora, il che significa insomma che sta proseguendo questo confronto tra le regioni e il governo, per cui ancora di fonti ufficiali come quella di Bonaccini noi non possiamo darne. Certo è che sostanzialmente insomma si è capito quale sarà la direzione che prenderà il tavolo e che ci verrà comunicata ufficialmente qui nelle prossime ore. Questo dunque è quanto emerge da Marghera. Grazie allora Filippo, fra poco allora ci ricollegheremo con te. Grazie allora Filippo Fois. Speriamo, lo speriamo tutti. Speriamo di saperlo presto. Speriamo di saperlo presto, va bene. Grazie a Filippo Fois per questo così aggiornamento. Non si sa ancora cosa verrà predisposto per il Friuli Venezia Giulia, casomai lo chiederemo a
Ferdinando Avarino in collegamento da Trieste, ma non subito perché abbiamo la pubblicità fra pochissimo. Allora io direi la pubblicità, poi ci ritroviamo qui in diretta con Marta Marangon che avrà anche un ospite e poi continuerà ovviamente la nostra diretta. La cosa importante è questa: le scuole chiuse per un'altra settimana anche in Veneto, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Lo ha annunciato poco fa il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che è in call conference con il Premier Conte e i ministri. Si sta pensando, si sta valutando, ma lo stanno recependo in questo momento, un'eventuale apertura disciplinata per teatri, musei e luoghi di spettacolo dove ci sono altri assembramenti importanti. Vedremo cosa verrà deciso per quanto riguarda gli edifici delle chiese, le funzioni religiose, un altro punto importante che viene atteso dalle persone. Nel frattempo allora la pubblicità e ci ritroviamo qui in diretta fra pochissimo.